Entrati nel vivo a Santa Margherita Ligure i lavori di messa in sicurezza del tratto del torrente Magistrato in fase di rifacimento alla Solletta del Rivo che passa nel cortile di Villa Alberti. Possono ripartire a Chiavari i lavori in via del Pino, via libera dalla sovrintendenza alla demolizione di parte delle mura medievali della città per l'apertura di un canale di scolo. Torna la linea C a Chiavari durante l'estate, il ripristino del servizio di navetta gratuito che collegherà il lungomare con la zona dell'ospedale passando per la circonvallazione. Chi lavora in appalto soffre stress emotivi e condizioni al limite. A lamentarlo i lavoratori Fincantieri dopo l'incidente mortale di Sesti Ponente. Oggi 4 ore di sciopero nello stabilimento di Riva Trigoso. Come migliorare le condizioni dei propri lavoratori e come crescere come azienda sono alcuni dei temi che gli imprenditori hanno discusso oggi a Sesti Levante alla 7ª edizione di Expandere Liguria. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Proprio in questo periodo torrenti e corsi d'acqua in alcune cittadine del Tigullio sono soggetti a lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza dell'alveo. Tra questi anche il torrente Magistrato a Santa Margherita Ligure, che ha la soletta che passa all'interno del cortile di Villa Alberti, già da tempo in attesa di essere ripristinata. I lavori sono partiti a maggio, stanno entrando adesso proprio nel vivo. Facciamo il punto con il sindaco sammargheritese ai nostri microfoni. Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del tratto del torrente Magistrato relativo al cortile di Villa Alberti a Santa Margherita Ligure. Nel 2013, in seguito ad abbondanti precipitazioni, si era verificata una fuoriuscita di acqua, tale che il proprietario dell'immobile è stato sollecitato a realizzare i lavori e quindi a farsi carico delle spese, che consistono nel ripristino della soletta e del muro di confine del torrente. Il cantiere dovrebbe chiudersi intorno alla fine di agosto. Questi giorni sono in corso gli interventi nel giardino esterno Villa Alberti, siamo nel centro storico accanto al santuario mariano di Nostra Signora della Rosa, un luogo sul quale passa il torrente Magistrato. Era crollata la soletta ormai da qualche tempo, su sollecito del Comune di Regione Liguria, un progetto concertato con il privato, adesso è in corso tutto il rifacimento dell'alveo del fiume con soletta in cemento armato, quindi messa in sicurezza anche di quella zona centrale della città. Inoltre il sindaco Paolo Donadoni, facendo il punto sul torrente Magistrato, ha colto l'occasione per illustrare la situazione dei restanti torrenti e corsi d'acqua a Santa Margheritesi. In particolare in questo momento, in previsione della stagione estiva, gli interventi di mitigamento del dissesto idrogeologico sono consistiti nella pulizia del torrente San Siro, nella parte a monte dove sono stati recuperati circa 650 metri cubi di ghiaia che, previe verifiche dell'ARPA, sono stati utilizzati per i ripascimenti delle specie di ghiaia. Dunque un circuito virtuoso che avevamo attivato già lo scorso anno, quello di utilizzare il materiale di recupero per i ripascimenti, è stato utilizzato anche nell'anno in corso con soddisfazione per le spiagge pubbliche che si presentano adesso in buone condizioni. Nel contempo siamo intervenuti sempre a livello di spiaggia anche per le altre spiagge di ghiaia e di Piazza del Sole sulla risistemazione del materiale lapideo. Possono ripartire i lavori di rifacimento delle condutture sotterranee di Via del Pino a Chiavari, ferme da diversi giorni. È arrivata infatti ieri il via libera da parte della sovrintendenza per la demolizione di parte delle mura medievali per permettere il passaggio di una conduttura. Facciamo il punto nel servizio che segue. Ho sentito il sovrintendente della Regione Liguria, dottor Tinè, il quale mi ha comunicato che la commissione ha dato il via libera. Ora l'archeologo incaricato, la dottoressa Campana, dovrà fare il decreto per l'effettiva demolizione. Si tratta di una porzione di muro cinquecentesco della città di Chiavari, solo per la parte necessaria per far passare questo condotto per la messa in sicurezza della città di Chiavari durante le piogge intense, durante le alluvioni. Sono molto contento di questo via libera e ringrazio la sovrintendenza, in primis l'architetto dottor Tinè.
Questo tubo cosa permetterà di fare? Di alleggerire comunque il carico delle acque piovane su un condotto già esistente ma non abbastanza capiente per portare le acque al mare. Vi sarà un accesso diretto dalle acque da Via del Pino verso Corso Garibaldi senza fare tanti giri, curve a 90 gradi di tutta l'acque piovane. Permetterà quindi un accesso diretto al canale che è in Corso Garibaldi, un canale primario, tutto per garantire la sicurezza dello scarico delle acque pioviane che, come abbiamo visto nei lavori che stiamo facendo anche adesso in Corso Millo con dei crolli, quindi con pericoli anche per la viabilità, ci ricordiamo tutti cosa è successo a Roma negli ultimi mesi con il crollo proprio della strada, per la messa in sicurezza della città di Chiavari durante le alluvioni. La pulizia dei canali, stiamo andando avanti per la sicurezza della città. Su Via del Pino, una volta realizzata questa deviazione, questa condotta, poi si potrà considerare concluso l'intervento? Assolutamente sì, contiamo di ripristinare tutta la viabilità ancora prima del passaggio della processione in onore di Nostra Signora dell'Orto prevista per il 3 luglio. A Lavagna è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili che entrerà in vigore dal 23 giugno 2018, elaborato per recepire in maniera organica la normativa del codice della strada, disciplina sia l'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili sia la modifica o regolarizzazione di quelli che sono già esistenti. Per verificare la situazione attuale saranno effettuati controlli anche a campione a cui seguiranno le sanzioni in caso di irregolarità. Il Comune pertanto invita i cittadini a regolarizzare le proprie situazioni in ottemperanza al regolamento che sarà disponibile online sul sito internet del Comune. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio del suolo pubblico, orario di ricevimento martedì e giovedì dalle 10:30 alle 13. Sarà il santuario di Nostra Signora di Montallegro, fulcro della storia, delle tradizioni e della vita della città di Rapallo. Il luogo simbolo da cui partirà la campagna di comunicazione Orgoglio Rapallo, lanciata proprio dall'amministrazione. L'intento è quello di valorizzare il sito con un grande progetto promozionale che coinvolga anche la funivia e la storica mulattiera. Un progetto che, come ha spiegato l'ideatore Paolo Pogliani, si sviluppa con una logica che porta a una concatenazione di simboli. Prima di tutto segnalare la presenza del santuario. Lo si farà installando a Montallegro un pallone aerostatico visibile anche di notte. Poi una mongolfiera che verrà posizionata all'interno del campo Macere si solleverà dalle 21 alle 24 facendo godere ai fruitori un panorama unico sul golfo del Tigullio e una vista altrettanto suggestiva sul santuario. Infine un nastro azzurro che si snoderà lungo tutto il percorso della mulattiera che conduce al luogo sacro. Non mancheranno gli incontri con personaggi famosi che avranno come palcoscenico la scalinata che conduce proprio al santuario. Partirà lunedì prossimo, 18 giugno, la nuova corsa gratuita che collegherà il lungomare di Chiavari con il centro e la zona dell'ospedale. La nuova linea C2, finanziata dal Comune di Chiavari, utilizzerà mezzi ecologici Euro 6 e sarà attiva sino al 16 settembre prossimo. La prima corsa partirà alle 7 del mattino, l'ultima alle ore 19. I mezzi di ridotte dimensioni percorreranno tutto il lungomare partendo dalla zona di Preli, raggiungeranno Piazza Roma, la circonvallazione per arrivare nella zona dell'ospedale per poi tornare alla partenza percorrendo in senso inverso lo stesso percorso. Sentiamo. Si tratta di una linea circolare che già esisteva qualche anno fa, la linea C, che fa un giro dal lungomare fino alla circonvallazione Piazzale Rocca Ospedale. La novità, la bellezza di questo servizio è la gratuità. Su richiesta del Comune abbiamo gentilmente offerto il servizio che viene remunerato dal Comune ma consente l'accesso senza titolo di viaggio, o meglio con un titolo di viaggio che viene distribuito gratuitamente dall'autista nel momento in cui l'utente sale a bordo del mezzo. In che periodo sarà attiva questa linea?
parte lunedì 18 giugno 2018 e finisce metà di settembre 2018, quindi copre tutta l'estate. Che percorso effettuerà questa nuova linea? Percorrerà tutta la passeggiata mare, ovvero da Prieli fino a Lido, poi si metterà sulla strada praticamente su Piazza Roma, farà tutta la circonvallazione a monte e arriverà fino all'ex ospedale, oggi poliambulatori di Chiavari, e tornerà indietro sullo stesso percorso, ha lo scopo di collegare le frazioni di Chiavari al centro, diciamo, urbano, la passeggiata mare appunto al centro di Chiavari, ma soprattutto intercettare tutte le coincidenze, per esempio quella della linea 98 che collega tutti gli ospedali e che per dimensioni del mezzo non può raggiungere quello di Chiavari, e diciamo tutte le urbane che vanno a coprire il quadrilatero tra Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco e Chiavari, quindi intercetta tutte le coincidenze e dà un servizio turistico a tutta la passeggiata mare. Che mezzi saranno utilizzati e con che frequenza? Dunque saranno utilizzati mezzi di ridotte dimensioni e frequenza oraria, praticamente dalle 7 di mattina alle 19 ci sarà una frequenza oraria che collega Prieli, appunto attraversando tutto il centro urbano, all'ospedale di Chiavari. I titoli di viaggio li fornirà l'autista direttamente a bordo del mezzo e sono offerti dal Comune di Chiavari, che contribuisce al 100% all'erogazione di questo servizio. Si è concluso a Chiavari il censimento delle attività economiche e sportive situate nell'area rossa del comune, svolto da 4 volontari del servizio civile in forza al comune sino a ottobre 2018. La partecipazione al questionario non obbligatoria è molto buona, circa il 99% delle attività contattate ha risposto. Tra le 805 attività censite sulle 915 individuate per i bacini del Rupinare dell'Entella, 70 svolgono attività anche parziale al piano, sottostrada o interrato nell'area rossa, che dovranno interdire l'accesso a tali locali a clienti e dipendenti durante un'eventuale allerta rossa. A tutti sono state veicolate informazioni sulle disposizioni e le misure di autoprotezione da attuare durante gli stati di allerta meteo. Sono state inoltre individuate 11 attività ludico-sportive. In questi giorni è partita una seconda campagna di censimento degli abitanti a rischio, volta a raggiungere e informare tutti coloro che abitano a piano strada e sottostrada in area rossa e rimasti fuori dalla prima fase. Caso di sepsi meningococcica all'ospedale di Lavagna. Si tratta di un uomo 47enne giunto al pronto soccorso, ricoverato in rianimazione in condizioni piuttosto critiche. L'ASL 4 ha già attivato tutte le procedure di profilassi previste dai protocolli sanitari per i contatti stretti e anche per i familiari. 4 ore di sciopero a fine turno per il lavoratore di Fincantieri di Riva Trigoso. L'astensione dal lavoro, che coinvolge anche le ditte in appalto, è stata proclamata dai sindacati a seguito dell'ennesimo incidente mortale in cui ha perso la vita un operaio al lavoro nel cantiere di Genova Sestri Ponente. La RSU, rappresentanze sindacali unitarie del cantiere, chiede un incontro urgente per affrontare questo problema. Si evince un problema, quello dei lavoratori delle ditte di appalto che riguarda un po' tutta la Fincantieri. Come lavora un lavoratore in queste condizioni? Un lavoratore in queste condizioni lavora male, lavora sicuramente male, lavora sotto stress emotivo, lavora sotto stress fisico, sono sottoposti a tempi di lavoro importanti con grandi ore di straordinario, e questo sempre a fronte di una riduzione di quelli che poi sono gli appalti, quindi alla fine sempre il lavoratore paga questa situazione, ed è proprio in questo contesto che si stanno verificando sempre più incidenti mortali sul lavoro all'interno della Fincantieri. Non entro nel merito dell'incidente, perché comunque sarà la magistratura ad indagare, non sono neanche al corrente di quello che è successo, ma di certo il sistema di tenere dei lavoratori in una situazione particolarmente stressante, particolarmente gravosa dal punto di vista fisico, favorisce quelli che poi possono essere degli sbagli e comunque che portano poi a infortuni, e purtroppo ultimamente infortuni mortali. Un sistema che dunque va cambiato, questo voi lo chiedete, con quali proposte? Niente, noi chiediamo di cambiare questo sistema perché ultimamente ci sono stati
parecchi morti sul lavoro e noi tutti i giorni siamo a bordo a vigilare su questi fatti che susseguono anche qua a Riva Trigoso, però per adesso noi siamo stati fortunati, fino adesso non c'è stato nessun problema. Noi chiediamo che ci sia un tavolo dove ci sia tutte le organizzazioni sindacali, comprese CISL, CISL e UIL, e in più l'azienda e la regione, dove si possa applicare un tavolo, di cercare una soluzione per limitare il più possibile queste cose qua che stanno succedendo. A luglio ci saranno gli stati generali sul lavoro a Genova, vi basta questo? No, noi vorremmo farlo il più presto possibile e se è possibile in questi giorni fare un tavolo dove si possa parlare di queste cose, perché è un susseguirsi sempre di morti, non va bene questa cosa. Come migliorare le condizioni dei propri lavoratori e come crescere come azienda sono alcuni dei temi che gli imprenditori del mercato profit e no profit hanno discusso nella giornata nel confronto che si è svolto proprio quest'oggi a Sestri Levante. All'appuntamento con Expandere Liguria, promosso per il 7° anno di fila dalla Compagnia delle Opere, erano presenti 114 regioni sociali per poco più di 150 partecipanti. Vediamo l'intervista che abbiamo realizzato. È difficile fare impresa oggi? È senz'altro difficile fare impresa oggi e una delle difficoltà è legata al fatto che spesso l'imprenditore è solo, quindi questa nostra giornata di lavoro vuol proprio essere un'occasione per stare insieme e fare cose e farci delle domande e sentire delle storie che in qualche modo ci possono aiutare. Quali sono gli ostacoli oggi che portano a non prendere la decisione di fare impresa? Una delle difficoltà principali è il fatto di non essere inseriti in un sistema, non essere inseriti in una rete di relazioni che ti possa portare ad un confronto, che ti possa aiutare a prendere le decisioni giuste. Le decisioni migliori spesso nascono da un confronto inaspettato, da un'occasione che non avevi programmato. Questi momenti sono momenti che hanno questa finalità. E si ha il tempo di prendere questa decisione? Questa è una questione drammatica. Raccontavo prima di una cosa che mi ha detto un mio amico, dove sostanzialmente mi dice io capisco il valore di questa tua iniziativa, però purtroppo io non ho il tempo di decidere, devo lavorare. Questa affermazione è l'affermazione che ha fatto scattare in me la consapevolezza che il titolo di quest'anno fosse il titolo giusto. È possibile fare impresa oppure no? È senz'altro possibile fare impresa, è più facile farlo assieme ad altri e interrogarci sulle decisioni in alcuni ambiti, per esempio decidere di collaborare con altri, fare reti di impresa per esempio, oppure decidere di valorizzare le nostre persone all'interno dell'azienda. Come si fa? Come si fa a dare un senso al lavoro delle nostre persone? Come si fa ad andare su altri mercati? Spesso ci sono dei nostri colleghi, delle persone che possono portare la loro esperienza e possono aiutarci a fare meno errori, arrivare prima a quello che noi desidereremmo centrare come obiettivo. I deputati di Forza Italia Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli hanno presentato un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, con la quale sollecitano un incontro tra Governo e Regione finalizzato a chiarire ed evidenziare le ragioni della peculiare necessità del tunnel della Fontana Buona e ad individuare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie per poterlo realizzare. Il tunnel, scrivono nel documento presentato alla Camera, è un'opera strategica per la Liguria. Attorno alla sua realizzazione si è creata una forte unità di intenti fra tutti i sindaci della vallata, i residenti, gli operatori socio-economici, le associazioni di categoria e le forze politiche. I due parlamentari chiedono che l'incontro tra governo e regione possa avvenire in tempi brevi e che si possano dare risposte concrete alle attese della Val Fontana Buona. Parliamo ora di economia. Si avvicina la prima scadenza per il pagamento dell'IMU che va versata in 2 rate di pari importo. La prima, l'acconto del 50% entro il prossimo 18 giugno, la seconda, il 50% a saldo entro il 16 di dicembre. L'acconto va calcolato con aliquote e detrazione dei 12 mesi dell'anno prima, come risultano dal regolamento comunale pubblicato nel sito web del Ministero dell'Economia. I dettagli nella scheda della settimana. Sigla.
L'IMU non è dovuta sull'abitazione principale, a meno che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e non è dovuta sulle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle classi C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ogni categoria, se segnalate al comune con apposito modulo. L'abitazione principale è l'immobile il cui possessore dimora e risiede anagraficamente con il suo nucleo familiare. In alcuni casi è equiparata ad abitazione principale e quindi non deve pagare l'IMU come la casa assegnata all'ex coniuge dopo una separazione legale o l'unico immobile posseduto dagli iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. I comuni infine possono equiparare ad abitazione principale la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. L'imponibile è ridotto al 50% per immobili di interesse storico-artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, immobili concessi in comodato a parenti in linea eretta entro il primo grado, che la usano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda alcune caratteristiche. Sono esenti dall'IMU fabbricati rurali strumentali, immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati, immobili di enti non commerciali solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla legge, fabbricati colpiti da eventi sismici, i terreni agricoli situati in area di montagna o collina secondo i criteri nei quali rientra la maggior parte dei comuni del Tigullio. Da alcuni anni è prevista anche la riduzione del 25% dell'aliquota IMU deliberata dal Comune nel caso di immobili affittati a canone concordato, il 3+2. Per fruire delle agevolazioni i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il versamento è effettuato con il modello F24 o in alternativa con l'F24 semplificato per chi non possiede partita IVA. Nel calcolo dell'acconto occorre considerare anche le variazioni intervenute nei primi 6 mesi del 2018. Dei rami sono caduti a terra quest'oggi al parco di Pila a Sestri Levante, accanto ai bambini che stavano giocando. Allarmati i genitori hanno richiesto l'intervento dei vigili urbani. La pattuglia intervenuta sul posto ha deciso di chiudere l'area proprio nell'intero pomeriggio in attesa di una verifica approfondita sullo stato di salute degli alberi stessi. Il parco, rassicurano dal comando della municipale, dovrebbe riaprire però già domani mattina. Infortunio per fortuna senza gravi conseguenze questo pomeriggio per un 41enne caduto in Val Gravegna nei pressi del passo delle Biscia. L'allarme è stato lanciato da alcune persone al lavoro nella zona. E infatti la zona piuttosto impervia ha suggerito al 118 di optare per il trasporto in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chiavari. È stato consegnato nelle mani del presidente dell'Ente Studio e Lavoro di Chiavari, Franco Cavagnaro, il ricavato dello spettacolo teatrale Lady Babette, in scena l'8 marzo a Rapallo, organizzato dal Saroptimist Tigullio. Assegno consegnato dal presidente Antonella Dugnani Chiarella nel corso di una serata conviviale durante la quale si è fatto il bilancio del 120° Consiglio nazionale delle delegate tenutosi proprio a Rapallo lo scorso mese di maggio. Sarà utilizzato dall'ente che si occupa di accoglienza di minori per la realizzazione all'interno degli spazi dell'istituto di un'area giochi. 842 euro sono stati donati all'Istituto Giannina Casalini di Genova dalla famiglia di Bruno Minardi. La cifra è stata raccolta in occasione dei funerali di nonno Bruno, conosciuto da generazioni di piccoli studenti per le lezioni di genovese ricevute in questi anni. Olga e Gigetto Negri, due figure rimaste forse un po' più in disparte rispetto al fratello, Don Nando Negri, eppure così significative in famiglie nel cammino di fede. Olga e Luigi, insieme al fondatore del Viaggio del Ragazzo, sono stati in costante unità di preghiera con le monache benedettine del Santissimo Sacramento di Ghiffa sul Lago Maggiore. A loro è dedicato l'ultimo volume scritto a due mani da Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta dal titolo Non solo donnando. Olga e Gigetto Negri, una raccolta di lettere, soprattutto di Luigi durante la prigionia. La presentazione del libro avverrà il prossimo 6 luglio, nel 12° anniversario della partenza al Paradiso del Sacerdote, alle ore 21 presso il Teatro Caritas di Chiavari.
Iniziano domani le 3 giornate di festa per la scuola Maria Luigia di Chiavari. Venerdì alle ore 18 apertura della 3 giorni, a seguire 18:30 intervento di Don José Claveria, rettore dell'Istituto del Sacro Cuore di Milano, che dialogherà con i presenti sul tema Educare senza rete. La giornata proseguirà con la cena, musica e ballo. Sabato si svolgerà il laboratorio di ceramica Adriano Pastori per bambini e ragazzi. Alle 17:30 nell'area esterna della scuola Don Pino De Bernardis presiederà la Santa Messa di ringraziamento per i suoi 60 anni di sacerdozio. Prende il via domani edizione 2018 dei Cardini Critical Wine, la 3 giorni di pace, musica, vino, in scena nella frazione di Casarza Ligure. Alle ore 17:30 apriranno gli stand, alle 18 domani giochi per bambini con K. Marcantonio e Fiamme Libere. Serata a 21:30 concerto dei Sweet Soul Band, musica e buona tavola sino a domenica prossima. E ora la scheda degli appuntamenti, può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 15 giugno. Al via il 16° congresso nazionale Serra International Italia, in programma a Genova fino a domenica 17. L'incontro si terrà a partire dalle 10:30 allo Star Hotel Presidente di Corte Lambruschini. Alle 17 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli di Chiavari si terrà un incontro con il professor Marco Scudelletti, esperto di ematologia. Si parlerà di prevenzione e terapia delle anemie. Al Parco De Martino di Rapallo si svolge l'evento estivo Parking Music e Street Food. A partire dalle 19:30 apriranno gli stand gastronomici, a seguire alle 21 si esibirà la band musicale I Caravel. Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi della classe quarta del Liceo Davigo di Rapallo promuovono una visita guidata a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure. L'evento, intitolato Il 700 va in scena, si terrà a partire dalle 20:30. L'ingresso è gratuito. In occasione dei 20 anni del rifacimento del sagrato della chiesa di Santa Sabina a Trigoso di Seste Levante, a partire dalle 20:15 sul piazzale della chiesa, in programma animazioni per bambini e non solo. Alle 21:15 inizia il ciclo di proiezioni fotografiche. Termina qui il giornale per questa sera, prossimo appuntamento domani 12:45 TG13. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente, vi auguro una buona serata, arrivederci.